Allora, il Fondo Sanitario 2024 cuba complessivamente 10 miliardi e 800 milioni, 380 milioni in più rispetto all'anno precedente. È chiaro che continueremo in quanto riguarda l'erogazione dei LEA, dei livelli essenziali delle prestazioni, ma oggi abbiamo concentrato molte risorse, l'abbiamo già detto, sul recupero liste d'attesa, quindi il famoso 0,4% che per noi vuol dire 49-50 milioni, e poi ricordiamo che abbiamo anche adottato un provvedimento per aumentare i fondi integrativi del personale sanitario e della dirigenza medica, 50 milioni nel 2024, 50 nel 2025 e 50 nel 2026, proprio per riconoscere sia le aree disagiate ma anche i servizi disagiati. Queste sicuramente sono due delle azioni, insomma, che oggi vanno più incontro a quella che è l'esigenza all'interno del comparto del mondo sanitario. Ma sicuramente noi parliamo tantissimo dell'emergenza urgenza, dei pronti soccorsi che stanno sempre più soffrendo di una mancanza di vocazione, se la possiamo chiamare così. Non troviamo, è l'ultimo concorso di Azienda Zero nella prova, poche decine di professionisti rispetto a più di 100 posti messi a bando. E poi ci sono tantissime altre aree critiche, pensiamo a quelle che possono essere le aree appunto anestesia e rianimazione, pensiamo a pediatria, pensiamo a ginecologia, ortopedia, psichiatria, parliamo molto anche di salute mentale, sappiamo quanto oggi sia difficile trovare professionisti. Il nostro piano, ricordo che il Veneto ha varato un piano strategico per quanto riguarda la carenza di personale, riuniremo la cabina di regia nella prossima settimana, mette in evidenza oggi i due temi, ossia quello del reclutamento, trovare i medici e i professionisti, perché parliamo anche di mancanza di infermieri, mancanza di OS, ma poi anche trattenerli, e quindi è chiaro che bisogna mettere a terra delle azioni che sono quelli organizzative, il clima organizzativo, l'organizzazione lavorativa, quello del supporto psicologico, il famoso burnout dei nostri professionisti, quello dei supporti anche per la conciliazione dei tempi e vita di lavoro. Pensiamo solo a quanto oggi sia importante concentrarci su questo settore, perché sappiamo che il futuro per quanto riguarda la professione sanitaria è al femminile, quindi a maggior ragione dobbiamo investire in questo.